Ci ha lasciato un grande uomo. Siamo rimasti, sì, se resta senza un grand'uomo. Come ho detto nel video dell'altro ieri, ricordando brevemente Paolo Pagani, appunto, questo è un nostro amico, ci ha lasciato, è morto l'1 di aprile, e come per Alter, che conoscevi bene, che insomma, che sta significativa a me, per me e per tanti altri, Ugo si fa un ricordo, dicendo che le parole fanno fatica ad uscire quando il cervello le pensa, ma intanto si sta emozionando, sta piangendo, e è un po' come quando si va in montagna, si fa fatica. E prendo il paragone della montagna perché Paolo, sappiamo, era un amante della montagna, infatti era uno degli ultimi testimoni diretti di quell'avventura che fu portare la Madonnina sul Sodadura, di cui abbiamo parlato in tanti altri video, e dico che appunto ci ha lasciato sicuramente un esempio. Lui, che si chiamava Pagani di cognome, certamente non era un pagano, era un grande cristiano, ci ha lasciato un esempio in questo. E poi prendo sempre sulla montagna, prendo un paragone, nel senso che io uso il termine scarligà, che vuol dire scivolare, penso che lo sappiate. Non era mai scivolato sui sentieri, ma a un certo punto l'altro giorno ci è sembrato che fosse indietro, non ce lo siamo visti più accanto. In realtà era andato avanti, appunto, è per questo che non dovrò più arrampicare per arrivare alla Madonnina, perché è già su con lei. Oltre che scarligà, vabbè, caragnà, vuol dire piangere, lo saprete penso tutti. Il Sodadura, appunto, per chi non avesse visto altri video, è quella montagna che c'è in Valsassina, al confine anzi tra la Valsassina e la Valtareggio, dove c'è una Madonnina posta dai ragazzi di Dugnano nel 1961, e appunto Paolo fu uno di quelli che allora la portò su. I santè sono i sentieri, lo dico un po', ma fu come il Rotund, che la pronuncia magari recuperava quella un po' della Ariusa, magari mica quella proprio milanesa doc, come si suol dire. Allora sti 20 versi in 4 strofe de 5 versi ognuna, sono tutti indicasillabi, con queste rime alternate A, B, B, A, pensata un po' appunto sabato, messa giù quasi per intero ieri e oggi un po' perfezionata. E il Paul Pagan in sulla cima, cioè sulla cima. Epitafio per Paolo Pagani, che ci ha lasciato il 1 di aprile, simbolo di quanti sono legati alla Madonnina del Monte Sodadura. Come se fa fadiga andare in montagna di pe fino alla vita ai spalli al col, in scile dura a truà di parol, quanche la lingua de per lei si emagna, perché il cervello pensa, intant caragna. E il Paul l'aveva mai scarligà fino a sto 1 di aprile in sui santè, e in quel momento ne pars che l'era in dre, ma invece le non schers, innanzi le andà, e in sci senza un grand'uomo non sen restà. A dispetto del cugnom che fa Pagan, lui le sta un bel esempio de bontà, de paz, de riservata carità, de fet, tant che va regurdà cristian, oltre che una colonna de Dunian. Simbolo di tutto il gruppo del Sodadura, e rampererà più alla statuina, perché le lì adesso, con la Madonnina, in cima, la finì la sua avventura, e le sue invetta la più sicura. Ciao Paolo, grazie di tutto quello che sei stato per noi e per tanti. Un saluto ai familiari, a Ornella e ai figli e a tutti quanti, e agli amici, e specialmente a quei che in sta montagna troviamo un punto di riferimento. Ciao a tutti!